Con agenda urbana più di 1,5 milioni di euro per le imprese che hanno sede legale nella città di Agrigento, 115 milioni di euro a favore degli agricoltori siciliani. La Sicilia aspetta ancora, il bianco potrebbe arrivare anche dopo il 21. Stretta dell'Unione Europea sulla pesca, bisogna ridurre le giornate di pesca nel Mediterraneo, il rischio è però affondare il settore. 2-1 contro la Nissa, l'Acragas approda alla finale dei play-off per la promozione in Serie D. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato emanato dall'assessorato attività produttive l'avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e dei servizi aventi sede legale e o operativa nelle aree urbane di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. È di 1.657.000 euro la disponibilità finanziaria di Argento Urbana, fondi che la Regione mette a disposizione delle partite IVA che hanno sede legale nei capoluoghi di provincia, tra cui Agrigento. Le imprese che vi potranno accedere sono 2.154 che hanno la sede legale nella nostra città. Il bando emanato dall'assessorato alle attività produttive prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle microimprese artigiani, commerciali, industriali e di servizi. Unico limite del provvedimento la restrizione secondo alcuni codici Ateco previsti dall'assessorato retto dall'assessore Girolamo Turano, quindi non aperte a tutte le partite IVA e in regola con il DURC. L'assessore Picarella si è anche incontrato stamani con il presidente regionale di Union Camere Sicilia. I fondi di agenda urbana che sono stati indirizzati per una grande fetta delle imprese agrigentine, ma non tutte purtroppo. Abbiamo su questo tema non soltanto sollecitato la Regione affinché si procedesse alla promulgazione del bando per le imprese, ma anche ad una migliore rivisitazione di quelli che sono i codici Ateco che dovevano essere in un certo senso presi in considerazione. È comunque una boccata di ossigeno che si sta dando a chi si è trovato in difficoltà, soprattutto subito dopo la pandemia per la ripartenza. Quello che vogliono le imprese fondamentalmente è mettersi a lavorare, ma l'augurio più grande è quello che con l'inizio dell'estate ci possa essere per tutte quelle imprese, soprattutto turistico, ricettive, della ristorazione e dei servizi, che ci possa essere appunto una ripartenza tale da non avere bisogno più dei sussidi, ma di ripartire alla grande per quella che è un'economia prevalente, l'economia della città di Agrigento. La mia presenza, anche perché oltre ad essere presidente dell'Unione Camere Sicilia sono il presidente di Confcommercio Trapani e sono venuto a trovare qua i miei amici di Confcommercio che ogni tanto ci vediamo dal punto di vista così affettivo e collaborativo. Quindi la mia presenza a Agrigento è un incontro con gli amici di Confcommercio per cercare di mettere assieme le sinergie per lo sviluppo della nostra associazione per il prossimo futuro. Union Camere, presidente regionale, con un momento sicuramente difficile per le aziende dovute alla pandemia che voi avete cercato in qualche modo di sostenere. Come, Presidente? Eh sì, il momento è stato veramente difficile per quanto riguarda le imprese di tutti i settori, ma in particolare del settore turistico di questa realtà siciliana e non solo, anche nazionale e mondiale direi. E quindi noi siamo stati vicini alle imprese, le abbiamo cercato di assistere, abbiamo fatto pressing al governo regionale e nazionale affinché dessero i contributi a fondo perduto alle attività imprenditoriali. E siamo ancora in una fase che tutto non è stato fatto al meglio, siamo sempre presenti, siamo una spina contro i governi, capendo le difficoltà che hanno sia nazionale che regionale, però il momento particolare merita che le imprese abbiano dei sostegni affinché possano rimanere aperte, perché se si continua così sicuramente non vedo dei segnali positivi per le piccole e medie imprese di questa realtà siciliana. Un momento difficile, ecco, come vede lei il futuro? Forse si poteva fare di più e la vostra presenza deve essere sempre di pungolo e di stimolo, perché ancora tutto non è passato, la ferita è grande e grave da rimarginare. Lei dice bene, bisogna fare da pungolo
ai governi regionali e nazionali, e bisogna stare sempre attenti anche perché il momento è particolare e oggi più che mai chiediamo un ulteriore sforzo ai governi affinché riescano a dare quel piccolo contributo che stanno dando affinché le imprese non chiudano definitivamente. Il pericolo c'è, è grave e noi siamo attenti e vigili affinché questo non succeda. È stato travolto e ucciso dalle auto in corsa mentre camminava a piedi lungo la corsia dell'A1 nel tratto compreso fra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino Frosinone. A perdere la vita nel drammatico incidente verificatosi poco prima dell'alba in territorio di Cassino è stato un autotrasportatore 27enne residente in provincia di Agrigento. A dare l'allarme coloro che si sono trovati ad assistere alla scena. Sul posto sono arrivati i soccorritori oltre che un'ambulanza dell'Ares 118 e i vigili del fuoco, anche la polizia stradale. Un altro incidente stradale mortale insanguina le strade di Palermo. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in zona Cruillas dopo aver, secondo le prime ipotesi, perso il controllo del proprio scooter. La vittima si chiama Leopoldo Lucchese. Nonostante l'intervento celere da parte dei sanitari del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo violento l'impatto, nello schianto è deceduto ancor prima dell'arrivo all'ospedale Villa Sofia. Niente zona bianca per una Sicilia in crisi, deluse le speranze di chi si aspettava si potesse anticipare con il bianco e gli ultimi giorni fanno temere che possa addirittura slittare oltre il 21 giugno. Vediamo. Sono 40 milioni gli italiani in zona bianca. Da oggi, lunedì 14 giugno, anche minori restrizioni per Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. Con questi ultimi cambi di colore diventano così 13 le regioni nella fascia più bassa di rischio Covid con regole meno rigide e niente coprifuoco. Gli italiani però sono comunque tenuti a indossare le mascherine, a rispettare le distanze e a lavare spesso le mani. Via libera a matrimoni e feste, ma con il Green Pass il ristorante non più di 6 al chiuso. 2/3 d'Italia passano così in zona bianca mentre il trend dei contagi del nuovo coronavirus continuano a diminuire. Spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni, dice intanto il ministro Speranza. Obiettivo 0 morti, nella consapevolezza che l'arma decisiva contro la pandemia resta la campagna vaccinale. Nelle zone gialle resta il coprifuoco a mezzanotte fino al 21 giugno. In zona bianca i bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all'aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli, tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di 1 metro, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo 6 persone, salve che siano tutte conviventi. A restare in zona gialla ormai sono rimaste in pochissime. Secondo i dati attuali, il 21 giugno, giorno in cui si eliminerà definitivamente il coprifuoco, dovrebbero passare in zona bianca anche Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, la provincia autonoma di Bolzano. La Valle d'Aosta invece dovrà aspettare il 28 giugno per poter raggiungere l'ambito traguardo. Ma intanto, dopo AstraZeneca, anche il vaccino della Johnson & Johnson viene vietato per tutti gli under 60 siciliani. La regione ha infatti deciso di anticipare le mosse del commissario nazionale Francesco Figliuolo e ha varato un provvedimento che estende al siero della Johnson & Johnson le nuove regole adottate per le fiale della casa farmaceutica anglo-svedese. Sono state ore convulse quelle di ieri mattina. L'assessorato regionale alla sanità, letta la circolare arrivata da Roma, l'assessore Ruggero Razza ha infatti deciso di interpretare nel senso più restrittivo possibile il testo che sul siero della Johnson & Johnson lascia alle regioni margini di manovra, pur sollevando analoghi timori a quelli generati da AstraZeneca. Dunque in Sicilia tutti gli under 60 già prenotati per ricevere il vaccino di AstraZeneca o Johnson & Johnson verranno automaticamente riprenotati per ricevere una fiala di Pfizer o Moderna. Non conta più che abbiano patologie o siano sani, tutti gli under 60 passano ai vaccini ritenuti più sicuri dal punto di vista degli effetti collaterali. Chi era già prenotato non deve far nulla, ha precisato
annunciato ieri Ruggero Razza, il sistema informatico di Poste Italiane sa già cosa fare, convertendo così la prenotazione. Dunque ci si continuerà a recare nel luogo previsto e all'ora stabilita si riceverà un vaccino diverso. Non è necessario neppure rifare la prenotazione né contattare l'ASP. La regione comunque si dice certa di avere scorte in magazzino in grado di coprire l'aumento delle persone da vaccinare con Pfizer o Moderna. Nel dettaglio, nel solo mese di giugno è previsto l'arrivo di 1.037.000 dosi di Pfizer e 28.900 di Moderna. Razza le ritiene sufficienti per le prossime settimane, visto che in Sicilia già da un mese si era deciso di puntare su questi due sieri, visto lo scetticismo maturato sugli altri due. Una dotazione di 115 milioni di euro a favore degli agricoltori siciliani. Saranno pubblicate domani le graduatorie dei bandi dell'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea guidato da Tony Scilla. Scaduti il 31 dicembre 2020 e frutto della rimodulazione dei fondi europei del piano di sviluppo rurale. Il governo Musumeci, afferma Scilla, ha impresso una forte accelerazione nelle procedure di selezione e valutazione, criteri di selezione semplici, commissioni uniche di valutazione, progetti di spesa non faraonici sono gli ingredienti necessari per la rapidità di attuazione. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo registrato una grande vivacità imprenditoriale nell'agricoltura siciliana e una voglia di investire in qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità. Stretta dell'Unione Europea sulla pesca a Mazara del Vallo, una giornata di protesta. La Commissione Europea ha deciso: bisogna ridurre le giornate di pesca nel Mediterraneo. L'obiettivo è quello di tutelare il mare e le sue risorse. Il rischio è di affondare il settore della pesca. Vediamo. Noi ci attendiamo dalla comunità europea non soltanto che svolga il ruolo di regolatrice, che lo accettiamo serenamente, ma soprattutto che giochi un ruolo di sviluppo e sostegno per questo nostro settore, che per la mia città è il settore trainante e fa parte della stessa cultura identitaria di Mazara del Vallo. Questo è quello che ci aspettiamo dalla Commissione Europea alla pesca, dai nostri parlamentari che ci rappresentano e dalla UE. Sta succedendo che la pesca italiana, in particolare il comparto dello strascico, che è sicuramente il principale fornitore dei nostri mercati ittici e delle tavole degli italiani, è messo a rischio di sopravvivenza da una politica comunitaria che insiste nella riduzione progressiva dell'attività in mare. Siamo ormai al limite della redditività. La Commissione ha annunciato da pochi giorni che intende proseguire su questa strada senza neanche aspettare i risultati delle azioni fin qui intraprese e propone ulteriori riduzioni già a partire dall'anno prossimo. Questo significa andare al di sotto della soglia di redditività, significa chiusura delle imprese, significa disoccupazione, significa equipaggi a terra, significa il dramma per un settore che noi riteniamo vitale nell'economia del Paese, anche sullo sfondo della ripresa turistica, della ristorazione, degli alberghi eccetera, perché non ci dimentichiamo che la fornitura di pesce fresco italiano è uno dei tasselli essenziali che caratterizzano la nostra identità nazionale, gastronomica, culturale. 20 verbali c'ho a casa. Io ne prendo 500 dal mare, loro me ne fanno 2000 euro, posso capire benissimo una cosa, che mi fanno 100 euro di multa, a me sta bene, ma non 2000 euro di verbale. C'ho 4 reti sequestrate, ma stiamo scherzando veramente, ma così dobbiamo tirare avanti, noi andiamo per la nostra sopravvivenza a mare, non vogliamo che vengano i pesci da fuori, congelati, dobbiamo mangiare il nostro pesce, della nostra terra, del nostro mare. Quando è a finire comandano loro, la comunità europea. Ma chi è la comunità europea? Cioè dobbiamo sciogliere questa comunità europea perché non ne possiamo più. Divisa dai pescatori. È partita nel mare di Lampedusa l'operazione Responso. 7 imbarcazioni e 10 sommozzatori hanno dedicato diverse ore della domenica alla pulizia dello specchio d'acqua e dei fondali di Cala Galera e della Tabaccara, recuperando rottami di legno e ferro derivanti dalle carette del mare, ben 2 motori fuori bordo, oltre a svariata quantità di plastica e microplastica. Abbiamo il dovere di prenderci cura del nostro mare, dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. Iniziative
iniziative come questa hanno grande valore perché aiutano i nostri fondali a respirare, ma al tempo stesso dimostrano quando sforzo sia necessario da parte delle istituzioni per tutelare le risorse naturali. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con i sub dell'isola, l'associazione pescatori ed il COGEPA. I volontari torneranno in mare nelle prossime domeniche, ripartendo da Cala Pulcino e dalla rimozione delle reti fantasma presenti nei fondali dell'isola. Aggressione, una testata e naso rotto al dipendente dell'urbanistica, sindacati e politica contro il sindaco di Messina Cateno De Luca. Vediamo. La tensione è veramente alta, ma la tensione è alta non all'interno del Palazzo Comunale, la tensione è alta in città, perché una tale dinamica di generazione di odio all'interno della città non fa sicuramente il bene della città. L'abbiamo scritto e l'abbiamo detto, l'aggressione subita dal collega del Dipartimento Urbanistica è da assolutamente trattare come un atto delinquenziale e quindi l'autorità giudiziaria deve ovviamente intervenire. Poi esiste un altro spazio importante in tutto questo, che è quello della responsabilità politica, perché chi mette in campo, come il sindaco De Luca mette in campo determinati atteggiamenti e determinate modalità di gestione della inefficienze amministrative che non abbiamo mai negato possano esserci, è chiaro che le conseguenze deve anche assumersi una responsabilità, parlo politica ovviamente, sicuramente politica, di quello che può accadere, perché i cittadini, l'esasperazione dei cittadini non si cavalca. L'esasperazione dei cittadini, un buon amministratore tenta di governarla con i risultati. Quindi tutto quello che è messo in campo, l'attacco all'ingegnere Aiello, quel blitz fatto all'ingegnere Aiello, sicuramente non porta al risultato del migliorare l'efficienza della macchina amministrativa, ma porta solamente ad un risultato che è quello della generazione di odio all'interno della nostra città. Noi con l'amministrazione comunale e con le aziende partecipate dialoghiamo quando dialoghiamo nel merito delle questioni e riusciamo a dialogare. Quando la gestione avviene solamente per finalità di propaganda, secondo il nostro punto di vista, ovviamente non accettiamo nessun tipo di confronto e di dialogo, perché sono termini su cui non si può dialogare. Noi ci facciamo anche una domanda nel rapporto con la dirigenza e le conseguenze delle scelte dell'amministrazione De Luca di ridurre i dirigenti al netto delle potenzialità e capacità del singolo dirigente, è stata una scelta politica. Come scelta politica è quella di non procedere a un piano di assunzioni straordinario che la macchina burocratica, che la macchina amministrativa del Comune di Messina necessita in maniera vitale. Non è più gestibile, un dirigente non può gestire quel carico di lavoro. Tutti i cittadini dobbiamo spiegare, oltre alla legittimazione delle istanze, delle proteste che i cittadini devono mettere in campo, dobbiamo spiegare che il carico di lavoro ormai individuale per scelta politica dell'amministrazione De Luca non è più sostenibile. Si sono picchiati a calci, pugni e schiaffi e i 4 coinvolti nella rissa hanno utilizzato anche dei mattoni. È successo in via dello Sport a Porto Empedocle. 3 persone, fra cui una donna di 44, 31 e 28 anni, sono stati arrestati, mentre un sedicenne è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica al Tribunale dei minori di Palermo. Tutti sono accusati di rissa. I 3 arrestati, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta, sono stati posti ai domiciliari. Ad intervenire riportando la calma, evitando gravi conseguenze, sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle e i loro colleghi della radiomobile di Agrigento. Se le sono date di santa ragione, da una parte un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 31 anni, dall'altra parte padre e figlio di 44 e 16 anni, tutti di Porto Empedocle. Le indagini vanno avanti per risalire ad altri eventuali soggetti coinvolti nella zuffa e accertare i motivi che hanno spinto i 4 a picchiarsi.
Il conducente di una Fiat 500 Abarth a Porto Empedocle in via Garibaldi ha tamponato 2 automobili, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf, ha rassicurato i 2 tamponati che avrebbe pagato i danni e poi invece si è dileguato. Pochi minuti dopo si è presentato in via Garibaldi, i poliziotti giunti sul posto per i rilievi gli hanno chiesto i documenti, lui ha risposto non li ho con me. Vado a casa a prenderli e li porto in commissariato, e poi invece lui non è andato in commissariato, dove peraltro sarebbe stato sottoposto all'alcol test. Ebbene, dopo alcune ore i poliziotti lo hanno rintracciato nei pressi di un bar e lui, un uomo di 45 anni identificato dai documenti in suo possesso, è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e per rifiuto di sottoporsi all'alcol test ed esami tossicologici. L'omissione di soccorso ricorre perché lui dopo il tamponamento non ha accertato se vi fossero dei feriti, allertando eventualmente un'ambulanza, quando invece 2 persone a bordo di un'auto tamponata sono state condotte in ospedale ad Agrigento per lievi traumi. Ritorna il teatro anche in provincia di Agrigento. Sabato scorso al Piazzale Caos di Agrigento la commedia 1-2-3 Rintocchi di follia dedicata a Luigi Pirandello della compagnia teatrale Arcobaleno. Il ricavato è andato a favore della Fondazione Internazionale dei Lions. Arturo Cantella. Si è svolto presso il Piazzale Caos, casa natale di Luigi Pirandello, la serata di beneficenza per la raccolta dei fondi da destinare alla Fondazione Internazionale Lions Club. Antonella Monreale ne è stata la promotrice dell'evento, presente il governatore Mariella Scialmetta, tante autorità e soci Lions. È il primo momento di condivisione in presenza dopo tanti mesi di lockdown. La commedia proposta dal titolo 1-2-3 Rintocchi di follia con Laura Pompeo, Giusy Urso, Susi Indelicato, Lia Cipolla, Lillo Pecoraro. Prima della manifestazione teatrale si sono esibiti Giorgia Butticè, che ha cantato La vita è bella, Beatrice Lodato con Ortica. Finalmente ci siamo, è arrivato il 12 di giugno, è importante innanzitutto perché con la Fondazione Lions si raccolgono dei soldi, dei fondi per i più bisognosi e quindi qua mi trovano sempre a disposizione per fare tutto ciò. L'altra cosa importante è che finalmente si ritorna a teatro, finalmente vedere un palco pieno con la scenografia, io mi sono emozionata, devo essere molto sincera. Significa che andiamo avanti, che dobbiamo andare avanti e per questo diciamo che sono non solo onorata perché sto aprendo io la stagione, ma anche perché in questa grandissima occasione della Lions sono presente. Cosa proporrai questa sera? Allora, Quale sarà lo spettacolo? Lo spettacolo è 1-2-3 Rintocchi di follia, la moglie folle di Luigi Pirandello. L'altra emozione grande è che siamo proprio a casa sua ed è la prima volta che lo faccio qua, che lo rappresento qua, anche se abbiamo girato un po' anche tutta l'Italia, però qua è la prima volta che Luigi Pirandello che recita qua a casa sua. Precisiamo che oggi e domani, il 12 e 13, è la giornata europea pro fondazione. Lo scopo è quello di far conoscere la fondazione del Lions Club International e raccogliere fondi per la fondazione. Lo scopo della fondazione chiaramente è quello di contribuire a sollevare, possiamo dire, le disuguaglianze sociali, dare contributi alle persone bisognose, nonché porto degli esempi quale potrebbe essere quello realizzazione di pozzi, partecipare e dare contributi a catastrofi naturali o campagne specifiche, quale campagna del diabete, quale è la campagna per la lotta contro il morbillo, attraverso chiaramente la vaccinazione di soggetti, di bambini nel terzo mondo, eccetera. Queste sono, diciamo, alcune attività e interventi che effettua la Fondazione a livello umanitario. Sono molto grata agli amici di Agrigento, a questa bella circoscrizione, perché stanno realizzando un evento per la Fondazione. Oggi e domani in tutta Europa si celebra questo Lions Day della Fondazione per una raccolta straordinaria di fondi
che arriveranno poi laddove c'è bisogno. Quindi io sono veramente felice, ringrazio Antonella Monreale che ha avuto uno spirito di iniziativa e una capacità di coinvolgimento enorme. Tra l'altro lei ha la sua prima esperienza, ma dimostra veramente di avere tanta passione. Proprio stamattina, a proposito di fondazione, abbiamo consegnato al dottore Pregliasco per ANPAS una cucina mobile nell'ambito di una bellissima iniziativa e la presenteremo ai soci, a tutti i soci della Sicilia il 27 giugno a Catania all'Airport. È un mezzo che è stato finanziato per il 75% dalla fondazione e per il resto dai club del distretto, ed è veramente una realtà bellissima che consente di realizzare 200 pasti all'ora, ed è qualcosa veramente di bello che ha riscosso un grande successo stamattina e che ci inserisce in un contesto di protezione civile molto importante. Ha partecipato anche il gruppo Arena, ha partecipato anche l'associazione dei cuochi italiani, ed è veramente un mezzo che trascina e che ci fa fare rete tutti insieme. Presidente, lei è stata eletta anche Presidente dei Governatori d'Italia, insomma una cosa molto importante e prestigiosa. Cosa vuol dire per lei dopo il mandato di Governatore? Guardi, per me intanto è motivo di orgoglio perché rappresentare il Consiglio dei Governatori è molto bello, prestigioso e spero di poterlo fare al meglio. E sono contenta anche per tutti i Lions siciliani che insieme a me hanno gioito di questa cosa e spero di esserne all'altezza, ecco. Mi auguro di poter portare la mia esperienza e di poter lavorare bene con i governatori che già ho conosciuto, sia pure così telefonicamente, ma vedo che sono molto carichi di passione, di voglia di fare, e in questo momento è l'anno che verrà sarà molto impegnativo per tutti. A Palma di Montechiaro, lungo la strada Campagnola in contrada Ramalia, i poliziotti del locale commissariato hanno sorpreso e sottoposto a controllo un'automobile e un furgone. Le persone a bordo sono risultate tutte con precedenti penali per furto aggravato di rame, rapina e ricettazione. Dunque, nel corso della perquisizione dentro il furgone sono stati ritrovati oltre 1500 kg di filo conduttore elettrico isolante contenente verosimilmente rame. Nell'automobile è stata invece trovata una cesoia lunga circa 80 cm. Il tutto è stato sequestrato. Le persone a bordo dei due mezzi sono state denunciate e dal questore di Agrigento hanno ricevuto anche il foglio di via obbligatorio come divieto di ritorno nel comune di Camastra. Un primo bilancio del progetto Export Flying Desk Sicilia in partnership con la regione siciliana lanciato a ottobre 2019 con l'obiettivo di favorire le imprese interessate ad avviare o rafforzare la presenza sui mercati esteri. Vediamo. Beh, noi insistiamo con gli aiuti che abbiamo raccontato anche in questa conferenza stampa, specialmente per la parte di finanza agevolata per le imprese che vogliono internazionalizzarsi. Si tratta di fondi che sono stati già erogati per quasi 6 miliardi e che abbiamo anche inserito nel PNRR, quindi nel Recovery Fund, per 1,2 miliardi, che servono alle aziende a trovare nuovi mercati, perché crediamo che l'export sia non solo un terzo del PIL italiano in proporzione, ma anche ciò che davvero può alimentare la nascita di nuovi mercati e quindi nuovi bacini per le imprese esportatrici. La Sicilia è campione di aziende che hanno una chiara propensione all'estero. Dobbiamo aiutare gli imprenditori a farsi anche manager, quindi a trovare i mercati e a farlo accompagnati dal punto di vista delle agevolazioni anche e della formazione. Io la chiamo formazione costante, significa che come quest'anno abbiamo fatto dei voucher per formare al digitale e all'export, si deve fare anche formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie in azienda, nuovi macchinari che permettano ad esempio di massimizzare l'efficienza nei campi ma anche nelle produzioni industriali chiaramente. Beh, il piano del governo regionale, proprio nel caso di specie, è concertato anche con il governo nazionale. Voglio essere chiaro, da questa pandemia si esce con una seria campagna di vaccinazione e con la pianificazione della ripartenza. Oggi è la prova di come, pianificando la ripartenza, siamo nelle condizioni di portare le imprese siciliane all'estero, sperando
contando sulla loro laboriosità, sulla loro imprenditorialità e sperando di poter avere grande successo. I numeri del passato dicono questo, perché è vero che la Sicilia è un poco indietro, ma pochi anni fa eravamo quasi assenti, quindi credo che tanto lavoro si sia fatto. Gli strumenti che oggi il Governo nazionale ha messo a disposizione, quello che la Regione ha costruito con i distretti produttivi e con i bandi per l'internazionalizzazione, stanno facendo la differenza in termini di programmazione, in termini di promozione della Sicilia in paesi esteri. Le imprese siciliane devono assolutamente sviluppare il loro orientamento all'export, perché è lì che possono far crescere le loro vendite. Ci vuole più competenza, bisogna conoscere bene le lingue, dico una cosa banale ma è così, bisogna avere un export manager, bisogna avere un responsabile marketing commerciale, bisogna veramente che le imprese si strutturino e se sono troppo piccole che cerchino di fare rete tra di loro. Intanto per promuoversi, per fare comunicazione, ma anche da un punto di vista commerciale. Ma il consiglio è quello che appunto dalle Madonie, da Castelbuono, da questo piccolo borgo medievale di 8.000 anime, l'ambizione di riuscire a far conoscere ed apprezzare nel mondo le nostre produzioni territoriali ai giovani che si stanno laureando, che hanno un'iniziazione nell'ambito imprenditoriale in Italia e all'estero. Pare che oggi ci possono essere le condizioni di farli ritornare, ma soprattutto noi dobbiamo prepararci a fare sistema in modo che questi ragazzi veramente il loro ritorno deve essere gratificato, con la possibilità delle istituzioni di stargli accanto, sburocratizzare, che è la cosa più terribile che stiamo subendo anche in questo momento post pandemia, ma davvero c'è la serenità come azienda Fiasconaro, che già ha dimostrato nel suo piccolo di essere un'eccellenza nei mercati internazionali. Ecco, questo esempio cosa significa? Fare ricerca scientifica, fare accordi ma davvero di società imprenditoriali come noi stiamo facendo in tutte e 9 le province della Sicilia, e poi capire anche un po' il sistema delle fiere, di questo modo tradizionale di essere presenti nel mondo. Io quasi quasi mi interrogo da quasi 2 anni, ma ha più senso fare una fiera? Cosa si può fare al posto di una fiera? Che poi anche è giusto che si faccia, ma oggi ecco, coglierne altre occasioni, altre opportunità positive di questa, della tragedia del Covid ci sta facendo vivere. Ora è il momento della rinascita, del risorgimento, un'epoca che deve cambiare, rivoluzionare un sistema culturale. La Sicilia è pronta, io ci credo, con Fausto e Martino, i miei fratelli, siamo pronti accanto alle istituzioni di andare avanti e dimostrare che ci siamo davvero. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il WWF in contrada a San Giorgio a Sciacca per una giornata di pulizia. I volontari hanno constatato che le dune sono state spianate. Arturo Cantella. Spianate le dune a protezione della costa a Sciacca, in contrada San Giorgio. A comunicarlo è l'architetto Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. Senza mai fermarsi anche a Sciacca, il WWF Sicilia Area Mediterranea ha monitorato l'arenile di San Giorgio per la stagione di Generazione Mare, che vede i volontari del WWF impegnati in tutta Italia. Testimonial di prestigio per la mattinata di ieri è stata la splendida e famosa danzatrice del ventre Sabah Benziadi, che ha accompagnato i volontari del WWF per cimentarsi in una raccolta di plastiche e collocazioni di locandine e avviso per chi ha visto tracce di tartaruga marine per la salvaguardia della vegetazione dunale. Ed è proprio per quest'ultima emergenza, le dune naturali a protezione della costa di Sciacca, incontrata a San Giorgio, che i volontari hanno constatato il duro maltrattamento a cui vengono giornalmente sottoposte. Si è osservato infatti che anche qui si è ripetuta la triste abitudine di spianare le dune pensando di pulire le spiagge per evitare il ripetersi di questa balorda modalità su cui gli amministratori e i dirigenti degli uffici comunali appaiono sordi. Sarà data comunicazione inviando la presente nota anche al comune di Sciacca, sapendo sin d'ora che con l'avvicinarsi della scadenza elettorale non si sa ancora chi governerà l'anno prossimo
la città di Sciacca. Il WWF Sicilia, area mediterranea, comunque si augura che nel proseguo della stagione estiva si consolidi la tradizionale collaborazione che il passato con le varie amministrazioni comunali ha avuto momenti di luce e di oscurità. Nelle prossime settimane, continua l'architetto Giuseppe Mazzotta nella qualità di presidente, si svolgeranno altre ricognizioni della costa per il monitoraggio e la salvaguardia dei beni preziosi di cui spesso ne dimentichiamo il valore. Il nostro agire per Mazzotta dovrà essere rivolto al futuro, ai bambini ai quali non dobbiamo lasciare un'eredità di sporcizia, di eredità culturale. Costruiamo il nostro futuro, conclude Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia, area mediterranea. Il presidente dell'Associazione Turistico-Recettiva di Agrigento, Tante Case, Tante Idee, Domenico Vecchio, denuncia il riproporsi dell'emergenza idrica ad Agrigento, soprattutto in estate. Domenico Vecchio afferma: parlare di turismo, accoglienza, servizi e valorizzazione del centro storico diventa anacronistico in un luogo in cui si rischia di rimanere senza acqua per giorni e dove non possono venire assicurati nemmeno i servizi igienici. I turni nella distribuzione dell'acqua avvengono solo da queste parti. Nel resto del mondo l'acqua viene distribuita quotidianamente. L'associazione Tante Case, Tante Idee chiede quindi al prefetto di Agrigento, al sindaco Miccichè, all'assessore al turismo Picarelli, all'assessore regionale Marco Zambuto e ai nuovi gestori di Girgenti Acque un incontro affinché tale situazione possa cambiare prima possibile. Siamo allo sport, l'Acragas Calcio ha vinto 2-1 la partita interna contro la Nisse, innanzi a circa 1000 spettatori allo Stadio Esseneto, e approda alla finale dei play-off per la promozione in Serie D contro la San Cataldese. Carmelo Lentini. L'Acragas supera di misura la Nisse a conclusione di una gara molto combattuta e a tratti spigolosa, ed accede così alla finalissima di domenica prossima 20 giugno con la San Cataldese, che a sua volta ha superato il Mazzara per 3-1. Sono stati 90 minuti molto tirati, che ha evidenziato il grande nervosismo sul rettangolo di gioco per la posta in palio molto alta. Acragas molto dinamica nella prima mezz'ora, che ha pressato insistentemente la compagine nissena nella propria metà campo. Infatti, dopo alcune avvisaglie alla porta difesa da Jabert, la compagine de Temple al 13° trova il vantaggio con Campino. Tutto parte da un paio di svarioni della retroguardia nissena che mettono in movimento l'esperto attaccante Acragantino, il quale con un preciso diagonale mette dentro la porta sguarnita. La Nissa accusa il colpo e reagisce prontamente al 16° con Prestia, il quale a tu per tu con il portiere compagno alza troppo la mira tra le imprecazioni dei propri tifosi. L'Acragas si riorganizza, riprende in mano il pallino di gioco e al 18° va vicinissimo al raddoppio con lo scatenato biondo. L'esterno biancazzurro supera in slalom 3 avversari, ma Jabert gli chiude lo specchio della porta neutralizzando di piede. Al 30° è la volta di Maurizio Villa, che fionda in porta a botta sicura, ma sulla linea di porta devia di testa in angolo il difensore Salvo. Reazione della Nissa al 39° con Campanaro, che di testa alza troppo la mira, e al 50° con Prestia, la cui conclusione viene respinta dal portiere compagno. Si va al riposo dopo 5 minuti di recupero e al rientro, esattamente al 49°, arriva il raddoppio acragantino. Cross al centro dell'area di Candela, intervento maldestro di Salvo che infila la propria porta. Si susseguono le sostituzioni e proprio il nuovo entrato Nisseno Stassi addolcisce la sconfitta con una rete personale. Corre l'85°, la difesa di casa respinge corto, Stassi in agguato prende il pallone con un preciso diagonale supera il guardiapali compagno. Finisce tra l'esultanza dei tifosi di casa, ma onore a questa Nissa che ha saputo lottare sino all'ultimo minuto con tanta generosità. Soddisfatta, sono stati bravi i ragazzi, sono contenta di questo risultato, però mi conoscete già, io non mi entusiasmo mai perché l'entusiasmo poi dopo può portare brutti risultati, quindi diciamo che mi sto già concentrando su domenica prossima perché lì sarò soddisfatta dopo.
speriamo. Un giudizio sulla partita, Presidente, come ha visto l'Akragas? Lo sapete che io a livello tecnico non sono molto preparata, però li ho visti abbastanza grintosi, con la voglia di vincere, quindi bene così, continuiamo così che va bene. Volevo ringraziare tutti i tifosi, non avevo mai visto lo stadio così, prima volta oggi, sono felicissima. È stato un momento veramente molto bello, emozionante, non l'avevo mai vissuto, quindi ancora grazie ai tifosi e a tutte le persone che sono state vicino oggi alla nostra squadra. Cosa dire, la San Cataldese è un'ottima squadra, quindi con rispetto verso questa squadra speriamo di andare là e vinca il migliore, insomma. Va bene. Abbiamo fatto una partita con una partenza super, direi, siamo partiti benissimo, abbiamo fatto i primi minuti proprio, abbiamo creato, siamo stati alti, siamo partiti forti ed era quello che dovevamo fare, quello sul quale avevamo lavorato, poi abbiamo fatto gol e poi lì un attimino ci siamo abbassati un po' e tra virgolette abbiamo sofferto qualcosina, poi il secondo tempo abbiamo ripreso un po' quella che era l'inizio della prima parte del primo tempo e siamo stati fortunati sull'episodio del gol, però credo che l'avremmo meritato ugualmente, poi c'è stato annullato il terzo, non so in che condizioni, se fossero regolari o meno, però siamo contenti perché comunque abbiamo centrato la finale che era l'obiettivo primario, se prima avevamo il 33% di possibilità, adesso abbiamo il 50% e quindi vanno aumentando partita dopo partita, sta solo a noi. Adesso ci dobbiamo preparare perché comunque sia, a prescindere dall'avversario dobbiamo essere l'Akragas e poi il campo darà il verdetto che accetteremo sempre con la massima umiltà. Sì, personalmente sono felicissimo che intanto ho fatto gol ed era importantissimo sbloccarla subito, poi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio anno, sapevamo benissimo poi dopo lo stop qual era il format, cioè quello di attraverso i playoff arrivare a questa benedetta finale. Ci siamo riusciti soffrendo nelle prime partite, accettando anche tantissime critiche che ci sono arrivate dopo le prime 2 partite, però noi sapevamo che l'obiettivo era arrivare a giugno, ci siamo arrivati, oggi penso eravamo in una condizione psicofisica ottimale. Bisogna arrivare così anche domenica perché la partita, ora la più importante della stagione, diventa domenica. Un messaggio per i tifosi, oggi sono stati straordinari, come sempre, del solito. Oggi è stato bellissimo, avevo la pelle d'oca, nello spogliatoio prima di scendere in campo mi sono messo a piangere perché dopo un anno a giocare a porte chiuse senza tifosi era davvero brutta, infatti con i ragazzi parlando abbiamo detto c'è un'emozione pazzesca, atmosfera meravigliosa. Speriamo di regalarci questo sogno che è la Serie D e il prossimo anno ricominciare nei migliori dei modi con lo stadio pieno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.